È il lavoro la principale preoccupazione dei veneti, non perché manca, ma perché rappresenta molta incertezza. E quanto emerge dal sondaggio della Will Veneto, intervistate 16.786 persone di tutte le fasce d'età. Inquieta la richiesta di sicurezza da parte dei giovani e giovanissimi, oggetto di sempre più frequenti episodi di bullismo. Il sindacato pensa ad un numero telefonico di ascolto dedicato proprio a loro. In Veneto non si vede che manca il posto di lavoro, ma manca il buon posto di lavoro. Molti di loro dicono di avere un contratto a termine e di non vedere un futuro. Molti lavorano a singhiozzo, metà cassa integrazione, metà lavoro, eccetera. Altri sono in una fase di cambiamento epocale per quello che riguarda la loro azienda. E la maggior parte di quelli che invece vivono una situazione di un contratto normale dicono che con lo stipendio che prendono non gli è più sufficiente pur lavorando in due in famiglia. Perché avete ideato questo sondaggio? Qual è poi la finalità? La finalità è stata che ho voluto una cosa completamente diversa, partire dal basso, chiedere alle persone per te qual è il problema più importante, non che sia io che gli dica a loro qual è il problema. E difatti abbiamo scoperto il lavoro come problema vissuto più importante e io credo che abbiamo messo insieme questi 7 temi dove il sindacato può incidere con le sue politiche, con delle iniziative importanti. E noi abbiamo visto il lavoro e come abbiamo visto gli altri 2 temi, soprattutto quello della sicurezza dei giovani. Io non me ne sarei mai aspettato, nel momento in cui abbiamo intervistato questi ragazzi, loro vivono una situazione di bullismo fortissima all'interno delle scuole. Ragazzi che non vengono lasciati prendere il pullman, se non pagano la pizzetta al bullo, gli viene portata via la cartella se non gli danno 5 euro, dunque una situazione di un disagio forte. Sulla base di questi suggerimenti avete già in mente delle politiche? Assolutamente sì, abbiamo intenzione adesso in ogni provincia di fare dei seminari sul tema con degli esperti, mettendo insieme anche le pubbliche amministrazioni, la polizia, i carabinieri, i vigili per quello che riguarda la sicurezza, analizzare il tema e allargare sempre di più, perché la mia impressione è che i genitori di questi ragazzi non abbiano nemmeno per idea il disagio che questi ragazzi stiano vivendo. Per quello che riguarda il lavoro, il sindacato sta facendo il suo lavoro, scusate il gioco di parole, il 16 ci sarà una riunione in regione dove ci saranno 2 assessorati insieme per analizzare lo stato del lavoro del Veneto, ma anche qua credo che bisogna fare un passo in più. Non è che bisogna chiedere alla politica e alla regione che risolva i problemi. Se si hanno i tavoli di crisi e la vittoria è quella di allungare la cassa integrazione, noi abbiamo già perso. Credo che serva un patto forte tra sindacato e datori di lavoro, di imprenditori che hanno voglia di fare, per cambiare aria a questo lavoro del Veneto.